Ciao a tutti, sono Paolo Montagnani, attuale allenatore della Chemas Lamipe del Santa Croce. Ho avuto la fortuna, il piacere e l'onore di essere allenatore della Pallavolo Padova per 2 stagioni e mezzo. Comincio la mia avventura a Padova nel gennaio 2010, quando Stefano Santuz mi chiede di portare a termine quella stagione. Una stagione che cominciò al Pala Ali. Mi ricordo almeno 3 cose importanti di quella stagione: un grande lavoro di staff fatto con Simone Roscini, Tomasetto, Carlos De Lellis e un grandissimo staff medico e fisioterapico che vedo che ancora segue Pallavolo Padova. Ricordo la nostra prima partita al Pala San Lazzaro dopo la ristrutturazione, al ritorno nel Palasport. E poi mi ricordo di quell'anno un gruppo di giocatori speciali su cui costruiremo la squadra dell'anno successivo. Nell'anno successivo cambia anche il preparatore atletico, entra nello staff Marco Dall'Ozzo e cominciamo a creare quello che venne chiamato il sistema di lavoro Pallavolo Padova. Con Marco mi lega un'amicizia profonda, una collaborazione ancora attiva e mettiamo giù un modo di lavorare voluto da Stefano Santuz che prevedeva grande organizzazione, grande programmazione, tanto lavoro e pochi discorsi. Facciamo una squadra molto competitiva, facciamo una stagione avvincente, una stagione che ci vede vincenti 25 partite su 30 nella stagione regolare, ma questo non basta perché Ravenna fu più forte di noi, ci batté 3-0 in casa nella partita che ci poteva valere direttamente l'accesso alla Superlega e andiamo ai playoff. I playoff si concludono esattamente in questo campo, esattamente in questa posizione. Simone Tiberti palleggia per Ushikov che mette a terra la palla che ci regala il grande sogno di ritornare in Serie 1. Un'emozione incredibile per me da livornese che vincevo qui a Santa Croce e quindi una grandissima soddisfazione. L'anno della 1 è un anno difficile per tutte le neopromosse. Cominciamo la stagione con una vittoria per 3-0 in casa contro Piacenza. Facciamo una stagione con sicuramente tante sconfitte ma anche con bellissime vittorie e purtroppo però all'ultima partita della stagione regolare perdiamo contro Roma e complice anche una partita un po' strana fatta da Piacenza in casa contro San Giustino, retrocediamo. È stata forse la giornata più deludente e sicuramente che del mio cammino a Padova. Vorrei assolutamente rivivere tutta quell'ultima giornata. Prima della partita, durante la partita, dopo della partita, ma tornare indietro non si può, così è la vita. Feci di tutto, ho la consapevolezza di aver fatto di tutto per salvare la squadra, per dare una grande soddisfazione alla società, ai tifosi, ai giocatori, ma non ci sono riuscito e non ci siamo riusciti. Quell'anno lì le strade con Padova si separano, dopo un'estate che io ho condotto la nazionale seniores italiana nei weekend di World League, vado in Giappone ad allenare in Giappone con il mio grande amico Yuko Ishikawa. Pallavolo Padova è una società secondo me modello, è una delle franchigie più importanti dello scenario della pallavolo italiana, è una società che investe sul giovanile, è una società che fa crescere i giovani, è una società che scopre talenti, è una società che è partita da 19 primi soci per poi arrivare forse a un centinaio di soci, con una governance effettivamente difficile ma con una strategia di successo, una strategia vincente. In un palasport coccolato dal grande Alessandro Latorre e dai suoi uomini, uno fra i più belli per giocare la pallavolo in Italia. Quindi a voi tutti, intanto buon anniversario, 50 anni sono tanti, ve ne auguro altri 50. E un saluto a tutti voi, un saluto alla società, ai tifosi e a tutto il territorio padovano. A presto!